Idee, risorse, energie, obiettivi. Condividiamo per crescere insieme. Tutto questo è Community FVG. In questa puntata andremo alla scoperta di il progetto Coop Workers 2.0. Parliamo di educazione cooperativa. La cooperativa Ortoteatro. E ora iniziamo. Oggi abbiamo concluso il progetto Coop Workers 2.0 con questo evento al quale abbiamo chiamato tutte le scuole che hanno partecipato nel corso dell'anno scolastico alla realizzazione delle simulazioni di impresa. Complessivamente sono 6 le scuole che hanno partecipato, abbiamo costituito 7 cooperative scolastiche, più o meno sono 150 gli studenti che hanno partecipato all'evento. Che cosa abbiamo fatto nel corso dell'anno scolastico? Assieme ai ragazzi abbiamo ipotizzato un'idea progettuale, l'abbiamo studiata nel dettaglio, cercando di capire se si trattasse di un'idea realizzabile o meno. Alcuni gruppi si sono anche soffermati proprio sull'idea del fallimento, cioè con loro abbiamo proprio anche cercato di capire che cosa succede se l'idea non poteva essere realizzata e questo perché crediamo che sia importante valutare attentamente il progetto e rendersi conto anche di quelle che possono essere le difficoltà. Dopodiché i ragazzi hanno approvato il loro statuto, l'atto costitutivo, quindi alla presenza di solito di un docente che interpreta un po' la figura del notaio, hanno proprio firmato i documenti ufficiali di questa loro cooperativa e da quel momento 2 sono un po' le strade che abbiamo seguito. O semplicemente chiuso il project work, quindi studio dell'idea che è rimasto un pochino sulla carta, oppure alcuni gruppi hanno proprio deciso di proseguire nelle loro attività. Quindi ad esempio abbiamo realizzato un ballo scolastico che si è proprio tenuto al Paolo Diacono di Cividale e una cooperativa in particolare poi proseguirà nel corso del prossimo anno scolastico andando proprio a realizzare delle letture animate utilizzando dei libri tattili che hanno sviluppato quest'anno nelle case di riposo con gli anziani. Un aspetto che ci è piaciuto molto quest'anno, che abbiamo introdotto da un paio di anni, è la collaborazione con le cooperative del territorio. Quindi in realtà i project work che vengono studiati dai ragazzi sono accompagnati da un tutor individuato all'interno di una cooperativa di un settore affine a quello della cooperativa scolastica che i ragazzi poi andranno a realizzare. Questo è stato per noi veramente un passo in avanti perché è sicuramente diversa la motivazione e la partecipazione che può avere questa persona esperta nello sviluppo dell'idea progettuale. Valori e attualità delle imprese cooperative sono state al centro dell'Assemblea regionale di Confcooperative a Casarsa, presso la sala riunioni della cantina cooperativa, la più grande della regione. La cooperazione non è affatto stagionata o morta, è viva e vegeta. E se le relazioni umane e sociali sono sempre più complicate, c'è tanto più bisogno di un'impresa di comunità, forte e radicata nel territorio e nei valori, che non delocalizza né occupazione né i profitti. Lo ha detto Giuseppe Graffi Brunoro, presidente di Confcooperative Friuli Venezia Giulia, in occasione dell'assemblea. Mentre il presidente nazionale Maurizio Gardini ha voluto ricordare come in questi anni di crisi la cooperazione ha avuto una funzione anticiclica senza impatti negativi per l'occupazione. Ora è venuto il momento di dare una rinnovata spinta al comparto con una nuova legislazione settoriale che punti allo sviluppo e che metta al primo punto la legalità, in contrasto con le false cooperative. Un traguardo etico da condividere con il territorio. La cooperativa culturale Ortoteatro di Pordenone è la prima compagnia teatrale al mondo ad aver conseguito la certificazione etica SA 8000.
marchio che garantisce il rispetto dei principi espressi nelle convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, nella Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia, nella Convenzione delle Nazioni Unite per eliminare tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne e nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Nello specifico, Ortoteatro si impegna a rispettare 9 punti qualificanti della certificazione internazionale: assenza di lavoro infantile, assenza di lavoro obbligato, rispetto delle normative di salute e sicurezza sul lavoro, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, assenza di discriminazione, correttezza nelle procedure disciplinari, rispetto delle normative e diritti umani per quanto riguarda l'orario di lavoro, equità nei criteri contributivi, responsabilità nel sistema di gestione orientato ad un continuo miglioramento. Con la mia scuola ho partecipato al progetto di Confcooperative cercando di realizzare un ballo, che è una cosa che alla fine siamo riusciti effettivamente a fare. Questo progetto ci ha dato molto perché siamo riusciti comunque a capire cosa vuol dire realizzare qualcosa, avere delle responsabilità, affrontarle, fare anche degli errori e capire come rimediarli. Quindi non è stato solo un progetto scolastico in cui si guarda, si ascolta, si prende appunti e poi si dimentica, ma è stato qualcosa che ci ha lasciato un'impronta sostanzialmente e ci servirà perché ora che abbiamo creato qualcosa sappiamo che ostacoli dobbiamo affrontare, cosa bisogna fare e insomma non possiamo dire di essere stati chissà quanto bravi o aver fatto chissà che cosa speciale, però abbiamo fatto qualcosa che sinceramente non penso che in tante persone possano dire alla nostra età, quindi sono molto contenta del progetto e di tutta l'iniziativa. Di questo progetto mi porterò dietro sicuramente il piacere di organizzare qualcosa di reale e penso che nel mio futuro non mi dispiacerà di nuovo trovarmi a organizzare cose del genere perché insomma è bello veramente più che partecipare a un evento, vedere le persone che si divertono, nell'andarci vedere tutto quello che riesci a fare, le persone che chiami e avere il controllo di questa cosa è bello e quindi spero che mi ricapiti nella vita, anche come lavoro magari. Il modello cooperativo, come abbiamo lavorato noi, l'ho trovato utile nel senso che va oltre il semplice persona che comanda, persona che esegue, ma ci ha permesso intanto di essere tutti sullo stesso piano e ci ha permesso di sentirci tutti ugualmente responsabili della realizzazione del nostro progetto. Quindi io non dovevo solo fare una cosa e basta, io dovevo fare in modo che quella cosa venisse bene, fare in modo che tutti riuscissero a fare qualcosa bene e quindi c'è stato questo rapporto tra di noi che ci ha permesso di creare qualcosa di concreto, con più punti di vista e quindi che possa anche piacere a più persone. Salve a tutti, il servizio di educazione cooperativa di Confcooperative è molto attivo nei confronti dei giovani, dei ragazzi per far conoscere quali sono le caratteristiche della cooperazione e della vita cooperativa e per questo motivo oggi siamo qui a Udine all'Informa Giovani dove li vediamo al lavoro in diretta. Dottoressa Imbriaco, cos'è l'Informa Giovani e qual è il rapporto di questa struttura con il Comune di Udine? Il servizio Informa Giovani è nato nel 1996, voluto e desiderato dal Comune di Udine, anzi per dire in maniera più precisa dall'Agenzia Giovani del Comune di Udine, che è la struttura che si occupa delle attività per i giovani. Quindi è nato l'Informa Giovani come un servizio di primo orientamento e di informazione per i giovani e si occupa di dare le informazioni su tutto ciò che può interessare un giovane o meno giovane, a partire dalla formazione, al lavoro, al tempo libero e all'educazione permanente, ai corsi che possono interessare. Dunque
fate tutte queste attività interessanti, probabilmente anche qualcos'altro, con quali modalità e anche con che orari? Allora, noi siamo un servizio gratuito e aperto al pubblico, il nostro orario va dal lunedì al venerdì, siamo aperti il lunedì al pomeriggio dalle 15 alle 18, il martedì è l'unica giornata di apertura mattina e pomeriggio, 10, 13, 15, 18, mercoledì mattina, giovedì pomeriggio e venerdì mattina, sempre con gli stessi orari. All'interno di questo orario noi abbiamo la possibilità di far andare i nostri utenti su internet gratuitamente, di stampare anche il curriculum, abbiamo un servizio curriculum che lavora molto bene e il Centro per l'Impiego anche ci dà atto del nostro lavoro. Ci occupiamo poi di dare informazioni anche su Facebook, sul sito, che sono molto seguiti e molte informazioni ci vengono anche poste tramite i social network. Quindi quali sono, oltre a questi, i servizi più graditi dai ragazzi, dai giovani che vengono qui al vostro sportello? I servizi più graditi sono sicuramente l'aiuto nella prima ricerca del lavoro, l'aiuto nella redazione del curriculum, la proposta che abbiamo di incontri mensili che sono fatti principalmente per dare informazioni nuove sempre sull'ambito lavorativo. E siamo da un po' di tempo anche punto di tesseramento per l'Udine Bike, quindi sempre aiutiamo il comune di Udine nelle attività sostenibili di sviluppo dell'ambiente. Al nostro sportello vengono molti giovani attualmente anche per la ricerca di formazione, di attività per l'estero, soprattutto per l'attività del servizio di volontariato europeo oppure per il servizio civile sia nazionale sempre all'estero, perché i giovani ambiscono a fare un'esperienza culturale e linguistica. Dottoressa Riva, i giovani e la formazione cooperativa, un rapporto da sviluppare, ma per quali motivi? Sicuramente perché una formazione di tipo imprenditoriale come quella che viene proposta attraverso le attività di educazione cooperativa sono utili in quanto preparano, comunque avvicinano i giovani al mondo dell'imprenditorialità, aiutandoli ad acquisire quelle che sono le competenze importanti non solo per fare impresa, ma in realtà a interpretare l'imprenditorialità come una competenza chiave, che è quella di saper tradurre le idee in azione, e quindi competenze utili sia nel caso in cui una persona voglia costruirsi il proprio percorso professionale, ma soprattutto nel caso più specifico, nel caso in cui veda la cooperativa come un'occasione di autoimpiego, perché il cooperatore è sì sicuramente una persona che lavora in cooperativa, ma è un imprenditore a tutti gli effetti. Il vostro bacino è decisamente, quindi abbiamo detto, un bacino giovani. Giovani, quanto giovani, e com'è lo spirito cooperativo che si riesce a trasmettere a questi giovani? Sicuramente le iniziative dell'educazione cooperativa sono molteplici, per cui ci sono eventi informativi che noi rivolgiamo agli enti del territorio proprio per promuovere il modello di impresa cooperativo anche tra i più grandi, quindi tra utenza adulta, neolaureati, utenza disoccupata nel caso della formazione professionale. Importante è il ruolo che andiamo assumendo sempre più nelle scuole superiori, nelle secondarie di secondo grado, attraverso tutte le iniziative che proponiamo nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Dottoressa Riva, appunto le competenze imprenditoriali ha sottolineato più volte nei giovani, ma sono importanti anche nel caso della costituzione di una cooperativa? Assolutamente, perché non va dimenticato che una cooperativa comunque necessita di un numero minimo di 3 soci, e i soci in cooperativa hanno, come dire, l'opportunità, la responsabilità
di esercitare il controllo democratico sulla società attraverso il loro voto e quindi a tutti gli effetti devono avere tutte quelle competenze che sono tipiche degli imprenditori, anche delle imprese più tradizionali. Ortoteatro nasce tantissimi anni fa, nasce nel 1977, non nasce all'inizio come cooperativa, nasce perché un attore di Roma, che si chiama Carlo Pontesilli, arriva a fare il militare qua in Friuli Venezia Giulia, si sposa con Elda Rossetti e insieme fondano l'Ortoteatro, proprio con l'intento di fare una compagnia teatrale a Pordenone, nel luogo di professionisti, che possa andare in giro per l'Italia. E la chiama Ortoteatro per due motivi in realtà, perché nell'orto si coltivano le primizie e lui e poi noi ancora oggi appunto vogliamo coltivare le primizie e il teatro, ma anche perché come ortografia, ortoepia derivano tutte da ortos, che significa diritto giusto fatto bene, quindi ortoteatro significa teatro fatto bene, o almeno cerchiamo appunto di farlo bene in questi 40 anni. Ortoteatro ha una lunga storia, appunto quest'anno abbiamo festeggiato i 40 anni, nasce appunto come una società, poi dopo diventerà un'associazione culturale e a un certo punto della nostra storia l'associazione già in realtà era formata esclusivamente da professionisti, abbiamo avuto l'esigenza proprio di trasformarci e di diventare cooperativa una decina di anni fa. E per noi è stata una scelta fondamentale veramente del nostro percorso, perché in fondo eravamo già pronti a questo. Che cosa facciamo noi come teatro? Principalmente ci occupiamo di due settori, che è il teatro per le nuove generazioni, quindi teatro per i bambini, per i ragazzi, anche proprio per i giovani fino ai 24-25 anni, e contemporaneamente anche prediligiamo e cerchiamo di formare, di produrre spettacoli e di fare eventi sul teatro di figura, che è quella forma di teatro popolare, che è il teatro delle burattine, delle marionette, delle ombre, ma anche dei contastorie con l'uso di oggetti, che è un teatro che in realtà si può portare dovunque, dappertutto, anche nei luoghi dove magari il teatro di giro, il teatro più grande, non riesce ad arrivare. 8 anni fa abbiamo trovato una casa e la casa è questa che si vede adesso, è il Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons. Il Comune di Cordenons ci ha dato in gestione questo spazio veramente magnifico, bellissimo, perché dentro ha una sala teatrale, un'altra sala da 200 posti, altre salette per laboratori, per lezioni, per conferenze, e da 8 anni a questa parte noi tutti i giorni appunto siamo qui, dove programmiamo la nostra attività e dove svolgiamo tantissime attività proprio all'interno di questo centro culturale, che fa in realtà da casa anche a tantissime associazioni del territorio, oltre che alle stagioni teatrali, dell'ente regionale teatrale e di altri enti che vengono qui. Noi poi come compagnia, come cooperativa, con i nostri spettacoli giriamo tutta l'Italia. Domenica scorsa eravamo in Toscana, prossimamente saremo nelle Marche, andremo in Puglia, siamo sempre in giro un pochino in tutta l'Italia con i nostri spettacoli, ma anche con i nostri progetti legati sempre al mondo dell'infanzia, al mondo della lettura, al racconto. Lavoriamo somentemente con biblioteche, tantissimo, con scuole, con tantissime scuole di ogni ordine e grado, proprio partiamo dall'asilo nido fino ad arrivare alle scuole superiori, e anche facciamo progetti con studenti universitari, quindi proprio lavoriamo con tutti in ordine e grado.
La cooperativa è comandata da me, da Roberta Tossutto, che è l'organizzatrice della compagnia, che fa l'organizzazione generale, Federica Guerra, che è la mia collega storica, che con me ha creato i più vecchi spettacoli e ancora continuiamo a creare tantissimi spettacoli. E poi ci sono Fabio Mazza, musicista e attore nella compagnia, che negli spettacoli suona la musica dal vivo, compone anche, ma in realtà poi dopo fa teatro a tutto tondo, oltre che insieme a Lucia Roman fa dei laboratori specifici magari per i più disagiati, ad esempio per ragazzi che hanno determinate problematiche o fisiche o mentali o di altro tipo, con cui da anni sta lavorando con dei laboratori che hanno veramente un grandissimo successo. Paolo Pezzutti, che è un'altra colonna nostra, che ha una storia proprio da animatore teatrale e anche da costruttore scenografo. Clio Campagnola è una persona che ci aiuta tantissimo nell'organizzazione anche a livello europeo, perché cerchiamo di partecipare anche a vari progetti europei. Via. Il nostro lavoro è davvero molto vario e quest'anno, ad esempio, abbiamo organizzato una mostra che ha avuto veramente un grandissimo successo, una mostra sul Pulcinella, il burattino di Pulcinella, e su come ha viaggiato in Europa e come è andato in giro per il mondo, ed è stata così importante che il settimanale del Corriere della Sera, la lettura, ci ha dedicato un'intera pagina proprio sulla nostra mostra e sul nostro lavoro, e per noi è stato veramente un grande onore, anche perché abbiamo avuto risposte veramente da tutta Italia, abbiamo avuto richieste proprio del catalogo della nostra mostra e poi è venuta gente da tutta Europa proprio a vederla, e stiamo progettando qualche cosa perché questi progetti noi li facciamo in realtà biennali, e stiamo cercando di capire nel 2019 cosa succederà, ma non posso anticipare le nostre idee quali sono. Una vera strega odia i bambini di un odio così feroce, furibondo. Bravissimo. Che furibondo. Forsennato e furioso da non poterselo immaginare. Brava. Buongiorno, qui parla il capitano Bortoluzzi Laria. Benvenuti a bordo del Boeing 747. In partenza da Milano per Caracas. In partenza da Milano per Caracas. Siamo una cooperativa e compagnia teatrale riconosciuta dal Ministero, Turismo e Spettacolo, e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, una delle 14 in Italia riconosciute nel teatro di figura, e siamo anche nei triennali della regione, tra i pochi enti friulani riconosciuti appunto dai triennali. Community FVG finisce qui e vi dà appuntamento a settimana prossima con ancora tante nuove storie da raccontare.